Corresponde ahora a don Andrea Quattrocchi, abogado del Estudio Jurídico Bookmar de Milán, disertar sobre las zonas francas y los puertos en Italia. Ipotesi di zona franca italiana che è attualmente allo studio e rispetto alla quale, vi anticipo, è stata sottoposta anche una proposta di legge al Presidente del Consiglio, e la zona franca integrale in Sardegna. La Sardegna è una regione a statuto speciale che vive un momento travagliato, perché molte imprese che erano localizzate in questa regione hanno abbandonato i loro stabilimenti, stanno disimpegnandosi soprattutto in determinate zone di Carbonia, Ecclesias, comunque sono delle zone che magari non conoscete. È una zona un po' in crisi e quindi ha richiesto diciamo, un'attenzione particolare. Dicevo prima che lo Statuto regionale della Sardegna prevede l'istituzione di punti franchi e lo ha previsto sin dalla sua introduzione negli anni 40. Quando diciamo, negli anni 80 è stato modificato questo statuto speciale, le zone franche, la previsione di questi punti franchi è stata comunque mantenuta, perché evidentemente c'era un interesse a far sì che effettivamente una franchigia doganale in Sardegna potesse essere istituita. Solo nel 1998 viene approvato un decreto legislativo che istituisce dei porti franchi nei porti di un po' tutta la Sardegna. Questo è un po' il problema italiano, che magari rimaniamo così in stand-by per molto tempo, poi quando interveniamo ci allarghiamo un po' troppo, quindi si dovevano istituire i punti franchi nel porto di Cagliari, in quello di Portovesme, ad Arbatax, a Oristano, a Olbia, eccetera. Quindi erano molti i punti che avrebbero dovuto essere costituiti, ma erano dei punti franchi di tipo doganale, quindi comunque venivano richiamate le norme doganali. In realtà di questi punti franchi soltanto quello di Cagliari ha avuto una qualche forma di attuazione, perché nel 2001 è stato emanato un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha autorizzato la creazione della cosiddetta Cagliari Free Zone, quindi sostanzialmente una società che si occupa della gestione della zona franca di Cagliari. Questa società però si è trovata ha dovuto affrontare un problema specifico, e cioè che quando è stata nel decreto che ha approvato l'introduzione della zona franca nel porto di Cagliari, si prevedeva che questa zona franca dovesse coprire tutto il territorio del porto, quindi immaginiamo i 42 chilometri del porto di Rotterdam completamente a zona franca. Ovviamente a Cagliari le dimensioni sono molto più limitate, però il problema è stato che questa nuova società, questa Cagliari Free Zone, che avrebbe dovuto avere competenza su tutto il territorio, per come era stata scritta la norma, doveva coesistere con l'autorità portuale di Cagliari, che allo stesso tempo doveva esercitare le sue prerogative. Quindi a un certo punto a Cagliari non è stato più chiaro quale tra questi due enti dovesse esercitare, per esempio, il potere concessorio sulle aree del porto e quindi metterle a disposizione degli operatori. Ne è nato un vasto contenzioso, perché allo stesso tempo il Comune, niente meno, aveva approvato un piano regolatore generale che sostanzialmente copriva anche la zona di competenza del porto. Poi questo tema del piano regolatore comunale è stato accantonato, perché per le aree portuali comunque le autorità portuali hanno una competenza specifica dal punto di vista urbanistico. Il tentativo della istituzione di una zona franca nel porto di Cagliari è andato avanti proponendo una soluzione parziale, cioè questa società Cagliari Free Zone ha proposto di
avviare la creazione della zona franca solo su una parte di questo territorio, anche perché le risorse per le recinzioni, per tutto gli impianti di sicurezza, eccetera, erano molto molto limitate. E l'autorità doganale italiana effettivamente ha approvato questo primo passaggio, quindi ad oggi, se si volesse attivare la zona franca nel porto di Cagliari, ci sarebbero tutte le condizioni per farlo. Se non che l'autorità doganale italiana, che come vedete non è particolarmente flessibile, ha detto: siccome però la norma di legge prevede che tu debba costituire una zona franca su tutto il territorio, io ti permetto di avviarla solo su una parte, ma l'obiettivo, a meno che non cambi la legge, deve essere quello di fare di tutto il territorio una zona franca, che tra l'altro sarebbe sovradimensionata rispetto ai traffici attuali del porto di Cagliari. Ad oggi, pensate, non è stato possibile, nessuno ha avuto finora l'accortezza di modificare la delimitazione territoriale di questa zona franca. Basterebbe un articolo di legge. Non ci vorrebbe nient'altro che un articolo di legge. Anzi, la legge regionale che ha tentato in qualche modo di intervenire in questa materia ha addirittura aggravato la situazione, perché, vista l'inerzia degli organi regionali, si è deciso con legge regionale che il prefetto di Cagliari, il prefetto è un rappresentante del governo nazionale, avrebbe dovuto procedere ad una proposta di delimitazione. Pensate che cosa può voler dire per una regione a statuto speciale, voi che in Spagna siete comunque molto sensibili a questi temi dell'autonomia, una regione a statuto speciale che deve decidere un qualcosa che dovrebbe in linea di principio riguardare se stessa in prima battuta, non si rimette ai propri organi regionali, ma chiede che un estraneo, cioè un prefetto, rappresentante del governo, effettui delle scelte in luogo degli organi regionali. Una cosa, diciamo, davvero molto criticabile. Accanto a questo tema delle zone franche doganali, però, esiste per la Sardegna il progetto di una zona franca integrale. Integrale sul modello della Corsica. Che vuol dire? Si è tentato, e stiamo lavorando anche su questo, il professor Huckmar è impegnato in prima linea su questo tema qui, di utilizzare un modello Corsica che sussisteva già dagli anni '80. La Corsica è molto vicina alla Sardegna, ha degli indicatori economici che purtroppo sono negativi tanto quanto quelli della Sardegna, ha uno statuto speciale come la Sardegna ed è un'isola come la Sardegna. Dal 1996 e per circa 20 anni la Corsica ha beneficiato di una cosiddetta zona franca. Una zona franca non intesa in termini tecnici, ma si è semplicemente istituito un regime fiscale che ha ridotto per tutto il territorio della Corsica le imposte sul reddito e le imposte, l'equivalente della nostra, l'imposta regionale, l'equivalente di quella che in Italia si chiama IRAP, un'imposta locale sulla produzione. Ora non so se in Spagna esista un modello simile. Sono stati ridotti anche i contributi previdenziali. Siccome queste riduzioni erano in parte giustificate dall'insularità, dagli indicatori economici e dalla circostanza che venivano comunque lasciate al di fuori l'industria siderurgica, il trasporto, la produzione di autovetture, che sono normalmente tra i settori da escludersi dalle agevolazioni fiscali per evitare di incorrere nel divieto di aiuti di Stato, la Commissione europea ha deciso di non sollevare eccezioni, perché comunque queste agevolazioni sarebbero state garantite entro certi limiti annuali. Per la Sardegna si è pensato di fare una proposta analoga, visto che esiste questo precedente, visto che la Sardegna ha uno statuto speciale,
anche se non è più coperta dalla tutela dell'insularità, perché oggi l'insularità a livello comunitario tutela solo le isole piccolissime sostanzialmente. Stiamo tentando di fare questo passo. È un passo molto difficile, perché richiederebbe un'autorizzazione in seno alla Commissione europea, che potrebbe obiettare naturalmente una ipotesi di selettività geografica. L'imposta sulle società, l'imposta sul reddito d'impresa, diciamo, è comunque un'imposta statale in Italia. Le regioni non possono esercitare alcun potere dal punto di vista della loro potestà tributaria, perché non sono previste delle addizionali regionali, per esempio, quindi non potrebbero azzerare le addizionali regionali. Quindi una legge dello Stato italiano, come è avvenuto però anche in Francia per la Corsica, una legge dello Stato italiano dovrebbe prevedere per il solo territorio della Corsica una riduzione dell'imposta sul reddito delle società. Se noi guardiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella sentenza Zorre, nella sentenza Paesi Baschi, queste sentenze si sono occupate effettivamente di ipotesi nelle quali a livello locale venivano ridotte le imposte sulla base di un provvedimento dell'autorità locale, non dello Stato, no? Questo significa che un'ipotesi come quella che ho descritto per la Corsica e che noi vorremmo implementare per la Sardegna è un'ipotesi di selettività geografica pura, perché uno Stato nazionale dice solo per quel territorio, quello della Sardegna, si introduce una sorta di deroga. Una deroga che naturalmente dovrà essere temporanea, una deroga che esclude però i settori sensibili agli aiuti di Stato, quindi la siderurgia, il trasporto su gomma, eccetera, e che magari, se non può aiutare le grandi e le medie imprese, potrebbe comunque favorire le microimprese, cioè fare in modo che anche dal basso l'economia della Sardegna possa diciamo, trovare degli sbocchi nuovi. È un tentativo, siamo perfettamente consci di tutte le obiezioni, sia sul piano giuridico del diritto comunitario, sia sul piano domestico circa un'eventuale obiezione di disuguaglianza. Però, così come è avvenuto per la Corsica rispetto alla Francia, riteniamo che questo tentativo debba essere fatto, anche se poi magari non si tradurrà. Al momento però la Sardegna su un'imposta sulla produzione locale, rispetto alla quale ha un potere di azzeramento, l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, è un'imposta introdotta con una legge statale, ma che viene riscossa sul territorio delle singole regioni e viene destinata alle spese regionali in materia di sanità. Le regioni possono variare le aliquote sino ad azzerarle. L'unica condizione, che poi è il frutto della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulle Azzorre, è che se riducono le aliquote, quindi hanno un minore gettito, quel gettito non può essere compensato dallo Stato e quindi devono farsi carico direttamente. Tra l'altro, proprio questo tema del gettito potrebbe essere rilevante per l'introduzione di un'agevolazione sul reddito d'impresa, perché come regione a statuto speciale la Sardegna trattiene il 70% del gettito dell'imposta sul reddito delle società. Quindi la regione sarebbe pronta a dire allo Stato: io se tu mi autorizzi, diciamo, a non far pagare l'imposta sul reddito d'impresa alle nuove iniziative produttive, è vero che non avrò quel 70% di gettito, ma io come regione sono pronta a darti il 30% che tu avresti ottenuto, tu Stato italiano, avresti comunque raccolto
perché io ti avrei dovuto dare il 30% dell'imposta sul reddito delle società. È un meccanismo un po' complesso, soprattutto da spiegare in italiano, però diciamo, spero di aver quantomeno reso l'idea. Concludendo, come dicevo in apertura, l'esperienza italiana delle zone franche non è un'esperienza molto premiante e vi dico, mi interessa molto, sono molto curioso del contesto spagnolo. Io ero andato a visitare anche la zona franca di Barcellona, che però, ecco, la zona franca quella vecchia, dove era localizzata la Renault, dove ora c'è la Nissan, mi sembra. Ho visto anche una zona in disarmo, una zona un po' abbandonata, perché con l'ingresso della Spagna nell'Unione Europea, diciamo, quella zona è divenuta non attiva. Sono molto curioso. Penso che una riflessione a livello comunitario debba essere fatta, proprio perché viviamo in un momento di crisi e forse stiamo andando incontro ad una crisi ancora più grave, se le condizioni dovessero della Grecia, eccetera, dovessero divenire ancora più critiche. Un unico spunto che era venuto nel 2012 dalla cancelliera Merkel, quando con riferimento al porto di Amburgo aveva proposto che accanto al regime di zona franca doganale si prevedesse per un periodo di tempo limitato alle imprese, in favore delle imprese che si fossero localizzate nel porto di Amburgo, delle agevolazioni dal punto di vista delle imposte dirette. Questa proposta è avvenuta in sede Ecofin nel 2012. Nessuno di fronte a questo tipo di provocazione, di fronte a questo tipo di proposta, ha colto la palla al balzo per dire: facciamo un programma comune europeo in cui la portualità diventa il volano della ripresa economica, facciamo una riflessione sulle zone franche esistenti a livello portuale e per un periodo di tempo limitato effettivamente introduciamo delle agevolazioni sulle imposte dirette, anche solo per vedere che effetto fa, qual è il risultato. Purtroppo questa proposta, pur provenendo da una donna così potente, non è stata colta e quindi oggi il tema delle zone franche continua a essere un tema aperto in Europa, ma che rimane per le zone franche classiche un tema doganale. Per le agevolazioni sulle imposte dirette i confini sono molto limitati, perché gli spazi sono quelli delle zone franche urbane. Qualora ci dovessero essere delle novità invece per la zona franca integrale della Sardegna, sicuramente sarà un passo in avanti. Spero di potervi dare delle notizie positive da questo punto di vista e vi ringrazio della vostra attenzione.